Una rotonda che unisce le vie Falcone e Borsellino e Generale Dalla Chiesa, 3 vittime della mafia, 3 simboli della lotta per la legalità. È stata inaugurata questa mattina a Breda di Piave, a 24 ore dalla giornata nazionale della legalità. Una rotonda che porta il suo nome, un gesto fortemente voluto dall'amministrazione comunale e salutato dalle più alte autorità cittadine. Il prefetto di Treviso, il questore e la dirigente scolastica del Veneto, Carmela Palumbo. Si può morire di mafia, anzi si muore di mafia. La mafia come una malattia che non aggredisce il corpo, ma aggredisce sicuramente la dignità delle persone e soprattutto aggredisce quella che è la solidità di una comunità. Accanto a loro Luciano Tirindelli, uomo della scorta di Falcone che miracolosamente scampò a quell'attentato in cui morirono il giudice, la moglie e 3 uomini della scorta. E Cosa Nostra è a casa nostra, è a Treviso, è a Breda, è a Bolzano, è ovunque ed è ciò che dobbiamo combattere. Come si fa a combattere? Io non sono qua per parlare al vento, si combatte non scendendo a nessun compromesso, è molto semplice. E poi è anche importante che ognuno di noi nel loro piccolo faccia la propria parte, come diceva Giovanni Falcone. Un impegno costante salutato dalle parole e dai disegni realizzati dai giovani ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Breda di Piave. La legalità è libertà, è il principio essenziale per la convivenza civile. Una rotatoria dove per guidare in sicurezza è necessario rispettare le regole. Questo il messaggio che il Comune ha voluto dare. Deve rimanere un simbolo, rotatoria della legalità. All'interno della rotatoria ci sono regole, come si dice, e dobbiamo tutti rispettarle per portare avanti tutti una circolazione, come si vuol dire, e la circolazione della nostra società, portarla avanti nel rispetto delle regole. Ecco.